Buonasera, benvenuti da Filippo Longi dal centro, dal campo sportivo Comune di Altofonte. Benvenuti da Vis Palermo Villa Abate, ultima giornata di allievi regionali Under 16. Benvenuti di Vis Palermo contro Villa Abate. Vis Palermo in maglia rossa, Villa Abate in maglia verde fluorescente in pantaloncino giallo. Ambiente Vis Palermo ancora il tutto in festa per la vittoria del campionato di allievi regionali Under 17 all'ultima giornata. Ora ennesima partita con un'altra grande stagione di questi ragazzi. Vengono qui in uno stadio, in un campo un po' pesante oggi che sarà, con il terreno di gioco parecchio umido visto le piogge dai precedenti giorni, con qualche rimasuglia ancora, qualche pozzangherona davanti alla panchina del Villa Abate. Ora la gestione cerca di tenerla buona in mezzo al campo, così Monte scivola, la palla torna dietro, vorrebbe ripartire, andare avanti alla ricerca dell'attaccante che è il posizione regolare, può andare, può puntare, cerca di andare su Gerbino. Finisce però per scaricare dietro, ancora alla ricerca del 7. Chiuso, fermato, rimessa con le mani, viene evitato dalla Vis. L'ultimo tocco è stato meglio rosso, dice il signor Imparato. Oggi incaricato di gestire la partita il signor Imparato alla sezione AIA di Palermo. Entriamo del tutto in partita, ci siamo, diciamo, visibilità non come al solito nel campo di Monreale, in cui siamo abituati alla grande a vedere benissimo. Qui siamo un po' più lontani, riusciamo però comunque sempre a gestire. Lancio davanti, Pitucco vorrebbe provare da sotto di sinistra, posizione dubbia, infatti arriva la chiamata, è l'arbitro che ferma tutto, assegna semplice fuorigioco di Bocina. Giocatore oggi in maglia numero 10, di sotto largo sulla sinistra. Bocina, proprio ricorderete, per il gol del 3-0 a chiudere finalmente la partita, a far partire la festa della FIS qualche settimana fa contro il Pallavicino. Azzeriamo tutto, questa è l'ultima gara, chiaramente i ragazzi avranno voglia di giocarsela a viso aperto, loro come giocatori del Villa Abate. Ora gestione FIS che cerca di impostare con Garofalo, tenta di andare in mezzo, palla verso Andrea Monte cerca la corsa di Dautilia, riesce a giocare, allargare sotto di sinistra, palla per Bocina ancora, Bocina sterza, viene chiuso, fermato, palla buona, riesce a ritrovarla il Villa Abate dentro l'area di rigore. La lungolinea, provano ora a salire, a uscire palla al piede, gestione palla che viene avanti. Tentativo di ripartenza Villa Abate che cerca un lancio con l'esterno, posizione buona, non riescono a trovare però l'aggancio sul pallone, riesce a ritornare bene in posizione Michele Garofalo e la deve difendere e togliere da quella zona. Si resta ancora lì dal 10, palla dalla Mattina che vorrebbe andare dal suo riferimento più offensivo, più vicino a sé, non riesce a trovare la giocata corta. Si ricomincerà quindi con la ripartenza sul lato. Martorana cambia tutto, prova il cambio gioco, palla che non arriva né da Bocina né da Dottilia, ma schiessa via, rimbalza dalle maglie avversarie per i giocatori formando la formazione ospite del Villa Abate. Monte scarica da Martorana va dietro ora, gestione Falconeri, tenta di salire proprio ancora Falconeri, vorrebbe andare, cerca di far correre Martorana, palla che potrebbe fermarsi, evitare la rimessa con le mani, quindi va a duro scontro qui Falconeri. L'ultimo tocco è stato in maglia rossa, rimessa con le mani, che sarà per il Villa Abate. È stata la Villa Abate davanti a prima panchina, l'ha già giocata, ha cercata la girata col tacco, non riesce, è rimessa con le mani, che sarà per la Vis. Oggi assente mister Davide Adeola, fa le veci dall'allenatore e il dirigente Marco Baroncini, comunque li lascia in buone mani. Certo della sua visione di questa diretta, mando anche i saluti all'allenatore, anzi vi invito, per chi non l'avesse fatto, anche a visionare, a visualizzare l'intervista fatta all'esclusiva delle TV, l'intervista a mister Davide Adeola di qualche settimana fa, proprio nella giornata della vittoria del campionato. Intanto occhio alla ripartenza, cerca una gestione sul lato del destra, il giocatore della Villa Abate che scarica dietro. Allora un po' difficile identificare con queste maglie i giocatori, con una maglia verde fluo e numeri gialli, diciamo mi sta creando un po' di difficoltà nella visione e l'identificazione dei giocatori. Dicevo, per chi non l'avesse fatto ancora, sul canale trovate l'esclusiva mia di Filippo Longi, intervista a Davide Adeola, che spiega un po' la stagione, il percorso di questi ragazzi, la vittoria del campionato. Un po' di questi ragazzi, non del tutto, fanno parte del gruppo, sono qui in campo le leve reggiamento, d'occhio davanti, cerca di portarsi il Villa Abate a cercare la porta, impatta male, Polizzi può prenderla e bloccarla tranquillamente. Blocca Polizzi senza dubbio, va a lungo.
cerca Pitucco, non lo trova, deviazione, Bocina accenna della pressione verso l'estremo difensore avversario che ha presa sicura e blocca Namio. Namio lancia, cerca di non fare girare l'avversario, prova a tenere Gioè, palla che rimbalza, resta lì, ancora si ritorna, deve difenderla il numero 2 Michele Garofalo dall'arrivo degli avversari per Polizzi, non può prenderla con le mani e preferisce non rischiare sull'eventualità, manda via rimessa con le mani che sta in favore del Villabate. Pronto Riera, cerca lo scarico, si ricomincerà in mezzo al campo da Martorana che può correre, Cristian Martorana, ora sterza, rallenta, gioco di gambe posta ancora sul lato, Martorana scivola, aumenta la giocata, la tiene però tre piedi lui e serve lo scarico dietro dalle parti di Garofalo. Garofalo, torna dietro, Namio, da Polizia, perdonatemi, Namio porta il portiere avversario, il portiere della Villabate. Gestore in mezzo al campo, riesce a farlo uscire da Martorana, tocca, non trova il compagno, è rimesso con le mani che sarà in fuori Villabate, oggi panchina cortissima, nella vista soltanto Brusca e Di Franco disponibili per l'ingresso in campo alla panchina, mentre tre nel Villabate. Abate tenta di giocare ancora Abate, palla che ritornerà in mezzo, vuole lottare, Pitucco non riesce però che ad ottenerla, eccolo qui Roberto Pitucco che la ritrova, cerca un cambio gioco, palla che non si alza, non riesce a vedere la destinazione delle parti di Saverio Bocina e spazza via, allontana il Villabate. Dautilia, bene, Sterzi in buca per Bocina, ottima la giocata di Dautilia, riesce a mandare in porta Bocina, ma sarà lungo verso un po' troppo sul controllo, riesce ad uscire qui Namio e toglierla dall'arrivo verso l'area di rigore, una gran palla servita da Gabriele Dautilia, non è riuscito a sfruttare al meglio Boccia dopo un buon controllo, per la palla schizza via, come dicevo potrebbe causare butti scherzi, il terreno di gioco complicato, diciamo vecchia scuola del comunale di Altofonte. Lancio da parte di Gioè che cerca di andare avanti da Pitucco ancora si gira bene, scarica, trova l'appoggio verso Flavio Cascio che continua ad allargare sulle di Martorana prova a puntare alla porta ora, Martorana riflette, cerca un altro dribbling, lo salta, si allunga forse un po' troppo contro Namio, trova a direzione ancora il portiere, palla che resta ancora lì vagante, si ritorna dalle parti di Martorana per tenerla. Martorana scarica dietro, Cascio, non entra Martorana, si gira bene, scambio nel 7 e l'8, Cascio ora è sulla palla per il cross in mezzo, va sul secondo alla ricerca di Pitucco, cerca un'altra sponda dentro l'area di rigore, non arriva a dare potenza a mandarla verso la porta, ora ancora Villabate che è contropiede, è un 3 contro 3, cercato il lancio, Polizia aspetta, deve recuperare Falconeri, ci riesce Falconeri con un gran recupero difensivo, porta all'errore l'avversario, porta all'errore Riera e sarà semplice rinvio dal fondo, rinvio al portiere in favore della Vis Palermo che sarà battuta da Polizzi. Polizzi, Pitucco mette giù, c'è sta una spinta a dai Roberto Pitucco, calcio di munizione del signore imparato e andrà a battere Flavio Cascio corto senza chiamare la distanza. Dautilia oggi è stata la centrocampista più in mezzo al campo rispetto alla posizione abituale in cui si abituato a vederlo, da un attaccante largo il trento offensivo. Dautilia è un altro dei quali è andato a segno nella partita difesa, la partita vinta per 3-0 contro il Pallavicino, il secondo gol è arrivato dopo dai suoi piedi dall'ingresso in campo a gare in corso, lui come Bocina, mentre il primo gol è segnato da Valerio Guida. Adesso con la manica sarà per la Vis. Pitucco cerca di tenerla ancora Pitucco, prova a passare, prova lo strappo, tenta di andare alle parti di Bocina, non arriva, palla che resta per ancora lì, vorrebbe tenere in campo Daniele Falzitta, il capitano di questa squadra. Falzitta non trova i compagni, però deve recuperare Monte, palla che resta ancora vagante in mezzo al campo, cerca la ripartenza il Villabate, vorrebbe andare sul lato ancora di Riera, potrebbe essere buona, Falconeri veloce, prova a portare ancora l'errore, lo chiude, lo recupera, bene Falconeri, perfetto qui sulla chiusura il centrale di difesa Giosuè Falconeri che ora se ne libera e la toglie dalla situazione di traffico nel suo lato di sinistra, applaudito da Marco Baroncini.
Dautilia il numero, bene qui, inventa, poi sta lungo forse un po' troppo, non riesce a tenerla, si ricomincia dalla partita al 10. Bocina, palla a metà ancora, Monte si infila lui, riesce a toccare ma non basta, recupera poi Dautilia, va sulla sinistra, si intende ancora con il 10 Bocina, cerca il gioco di campo, vorrebbe andare sull'otto e può accelerare, può sgassare così Bocina, c'è Pitucco che può essere servito, Bocina ancora, sterza palla sua, Bocina ce l'ha sul destro, ne salta un'altra, ne salta tutti, Bocina deve chiuderla ora, Bocina ancora, a tu per tu col portiere, chiuso al momento del tiro, chiuso sul più bello, questo avere Bocina dopo essere lì, dopo averli saltati tutti. Non è riuscito a chiuderla, a mandarla in porta, occasionissima, qui passa a ripetere il 10 e calcio d'angolo che sarà in favore della Vis Palermo. Calcio d'angolo Vis. Dopo l'occasione passata ai piedi di Saverio Bocina, li ha saltati veramente tutti nella metà campo avversaria. Poi si è perso sul momento più bello, deviato da una doppia deviazione sul suo tiro. Calcio d'angolo, andrà a battere Cascio per andare dentro l'area di rigore. Cascio vorrebbe andare proprio in mezzo, deviazione di Pitucco, non trova però la porta nessuno dei suoi compagni. Cerca di toglierla ora, di allontanare Villabate, prova ad andare alle parti di Riera, lo va a prendere l'avversario, il giocatore maglia rosa, ancora lotta, Riera la difende, copre il pallone. Palla contesa, si ricomincerà quindi in mezzo al campo, recupera Pitucco, palla che resta ancora vacante, contesa le due squadre, cerca di tenerla ancora, Pitucco non la tiene. Falsitta, l'ha tolta sul lato, un attimo che torniamo. Eccoci qui, perdonatemi. Eccoci tornate in linea. Gestione Vis Palermo. Tenta di fare la sua, Cascio, grande la giocata, può ora affacciarsi in avanti, palla verso Pitucco, chiaramente posizione di fuorigioco, notava qui in offside Pitucco. Arbitro ferma il gioco, imparato ferma. E riconsegna la palla alla formazione ospite oggi delle Villabate. Lo stesso Villabate dopo il fuorigioco di Pitucco vuole giocare sul lato opposto, finisce per riconsegnarla, regalarla così a Bocina, errore qui sul passaggio, inspiegabile cosa scelta del giocatore Villabate. La Bocina può correre, vuole puntare, ancora lo salta, velocissima Bocina, prova ad andare in porta, tenta di saltare pure il portiere, non riesce, questa volta ci sta provando Bocina, tentato qui di scartare anche il portiere, inspiegabile la giocata delle Villabate nelle regalare qui la palla a Bocina. Si ricomincerà ancora, poi c'è stato un fallo chiamato dall'arbitro e calcio di punizione che tornerà a essere in favore della Vis Palermo. Bocina forse ha cercato di strafare dopo il dribbling a gran velocità, poteva forse andare a gol per provare a sbloccarla. Si restava ancora sullo 0-0 tra Vis Palermo e Villabate. Alterata Utilia, fischia l'arbitro destro verso l'area di rigore, occhio inserito da Bocina, mette giù, aggancia, scarta il portiere, ci riesce, salta vero, viene messo giù lui ed è calcio di rigore. Tutto nasce ancora da una giocata dall'11 al 10 da Dautilia a Bocina, gran lancio di Dautilia diritto dentro l'area di rigore. Bocina riesce a controllare, a mettere giù, aggancio perfetto, poi manda fuori tempo il portiere che viene costretto a commettere fallo ed è calcio di rigore in favore della Vis. Calcio di rigore Vis Palermo. Si prende la responsabilità di questo calcio di rigore Gabriele Dautilia. Chance per sbloccarla, chance per fare il potenziale 1-0. Fischia imparato, Dautilia trova il gol dell'1-0, la sblocca la Vis Palermo da calcio di rigore. Serve l'assist per Bocina, tenta di scartare il portiere, ci riesce ma va fuori tempo, commette fallo, a battere il rigore va Dautilia e fa 1-0, gol ad 1-0 per la Vis Palermo, si sblocca dopo 14 minuti e 30 la gara. Porta il nome dell'11 di Gabriele Dautilia che segna e fa 1-0, sblocca così il risultato, si aprono le distanze. 1-0, gol di Dautilia da calcio di rigore. Riesce a mandarla sulla sinistra, il portiere indovina il lato ma non arriva, la manda ben angolata.
va lasciando scampo alle porte dell'avversario. Namio, decisivi ancora Bocina e Dautilia. Dautilia realizza e fa 1-0, trova il cambio dopo 15 minuti quando siamo al primo quarto d'ora di gara. Ricordo siamo ancora in categoria di allievi under 16, quindi 2 tempi da 40 minuti, non da 45. Controllo incerto qui, Cavallaro, quella che è rimbalzata deve aiutare il compagno, che è stato l'appoggio e Namio può bloccarla con le mani. Blocca Namio. Lungo il lancio alla metà campo dove c'è solo Monte che prova ad andare da Martorana, palla che va dalle parti ora di Riera che cerca di accendersi, lancio verso l'attaccante, recupera la coppia di difesa, recupera il Capitan Falzitta con l'ausilio di Cristian Gioè, si ricomincerà dalle parti di Polizzi che ora va con la palla al piede, cerca la ripartenza al basso, Monte un po' incerto qui sul controllo, occhio alla gamba alta, fallo commesso ai danni di Monte per gioco pericoloso, condotta di gioco pericolosa, calcio in munizione che sarà in favore della Vis Palermo. Calcio di punizione Vis, fischia imparato, batterà Falconeri monta un qualche rischio, Monte trova Pitucco che si abbassa, mentre tirava a fare l'attaccante, ha giunto a fare quasi la punta al posto di Pitucco, palla un po' lunga, non arriva, c'è l'uscita di Namio che spazza via più lontano che può, riconsegnandola con la rimessa con le mani che sarà in favore della Vis. Garofalo, Falconeri, errore qui su questa rimessa con le mani, cambio assegnato dall'arbitro, è rimessa tale quindi che tornerà a essere per il Villabate. Palla tolto la Falzitta, si abbassa Bocina, c'è lo scarico disponibile e quello che viene servito. Falzitta, Gioè, giro palla, gestione della Vis che va sul lato di sinistra, prova ad andare, gioca a lungolinea Falzitta verso il solito Saverio Bocina che continua a puntare, continua a saltare l'uomo, poi si allunga troppo, rimessa con le mani che sarà in favore della Vis, come dicevo, termine di gioco che potrebbe condizionare le giocate di entrambe le squadre. L'abbiamo visto qui su qualche tentativo di dribbling in cui la palla scappa. Resta con le mani che sarà per la Vis Palermo. Polizzi, corto più che può, Falconeri, sale palla al piede Falconeri, la palla è sua. Falconeri cerca il lancio sul lato di sinistra, palla che potrebbe essere evitata quasi per Bocina, viene contenuto la difensore avversario. Bocina, va giù il portiere, Bocina ancora, Dautilia arriva dentro l'area di rigore, arriva anche Martona sul secondo, con la giocata di Bocina, non riesce a trovare lo spazio qui per metterlo in mezzo, per andare dai compagni. Comunque l'ultimo toccazione del Villabate, rimessa con le mani che torna a essere in favore della Vis Palermo. Dautilia, la vuole sul destro, passa bene Dautilia, cerca di ricordare, c'è Martorana, palla un po' alta rispetto alla sua posizione, non arriva qui a prenderla Cristian Martorana, si ricomincia, occhio all'uscita, palla al piede Villabate, sponda servita, Falcone arriva dura, il contrasto non permette la giocata semplice all'avversario, lo porta all'errore, va in avanti ancora la Vis Palermo con Pitucco, Roberto Pitucco si allarga a destra, Martorana controlla con il destro, cerca di andare ancora, cerca la giocata, entra in di rigore Martorana, salta il primo pure il secondo, allo spazio per il tiro, vorrebbe l'imbucata centrale, era buona l'idea di Martorana, non riesce però a intendersi al meglio con Dautilia. Si ricominciare a corto e comodo dall'estremo difensore Namio del Villabate. Trattenuta di Falconeri, secondo il direttore di gara, c'è fallo e calcio di punizione che sarà per il Villabate. Lanciò in avanti, Riera ancora, vorrebbe girarsi, prova a contenerlo così Garofalo, cerca la giocata, cerca il dribbling, ribalto favorevole al 3, vorrebbe andare ancora, Falcone richiude, una sorta di palle favorevole al difensore della Vis Palermo che prova a tenerla, Villabate che ritorna in possesso, Pitucco si abbassa ancora per dare una mano in fase di copertura, il lotte è il 9, Cascio gliela strappa bene Flavio Cascio, contropiede, ripartenza Vis, Cascio
Tenta andare da Bocina, posizione regolare giudicata dall'arbitro, può correre Bocina, in mezzo a Pitucco sarà lunga Bocina, non arriva Nami, aspetta fuori dai pali, fuori dall'area di rigore e va a chiudere il contesto quasi da ultimo uomo della difesa del Villabate. Tentativo di ripartenza, sventato però su un errore sul passaggio, errore qui da parte di Abate, non trova i compagni. Gioè, fuori misura, non trova i suoi. Si ricomincia dalle parti di Namio. Monte prova a non far girare l'avversario, riesce a girare spalla la porta, Balacar torna però ancora per arrivare nei casi in maglia rossa per Bocina. Quando siamo all'esatta metà di questo primo tempo di gara, 20° di gioco, 1-0 per la Vis Palermo sulla rete trovata da calcio di rigore da Gabriel Dautilia, realizzata dal numero 11 oggi. Polizzi. Pitucco, prolungo di testa vorrebbe Dautilia, palla in base ancora lì, Pitucco salta larga sul lato di sinistra dove c'è la salita di Falzita, palla troppo lungo, non può arrivare lì il capitano della Vis, non può arrivare su questa palla, c'è Namio che esce ancora fuori dall'area, siamo al 21°. Monte, Bocina, Saverio Bocina, scambia bene, chiudono due con Dautilia, ancora si tentano al massimo, Bocina la tiene sulla sinistra, cerca il dribbling ancora, altra giocata, lascia la palla lì, passa ancora, Bocina va giù, non c'è niente, non c'è fallo chiaramente. La lascia proseguire il detto di gara, Cascio ora col petto, poi prova a controllare, Cascio, ancora Cascio vorrebbe, tiro verso la porta, al volo, forse col piede debole, non trova lo specchio alla porta di Vesana Nami, si ricomincerà con un rinvio dal fondo che sarà in favore del Villabate. Rinvio al portiere Villabate. Di partenza Villabate, cerca di andare ancora alle parti del 3, Riera vorrebbe l'imbucata, il filtrante verso la corsa del suo attaccante in maglia numero 9, è arrivato qui su questa palla, è una buona idea di Riera Versaiello, trova qui l'uscita ancora Polizzi, puntuale nel farla sua, riesce a bloccare, palla che torna da Garofalo ma la perde, occhio all'errore, Riera ancora, il giocatore che ha toccato forse più pallone di questa partita del Villabate. Tenta di tenerla, Martorana ce l'ha sul destro, controlla, alza la testa, vede dove andare, Martorana pensa al cambio gioco, alla ricerca ancora di Bocina, mette benissimo giù, bene Bocina, poi scivola, riesce a mantenere l'equilibrio, terreno di gioco bagnato soprattutto sul lato sinistra, c'è un po' di terreno quasi fangioso che porta a qualche difficoltà a mantenere sia la palla tra i piedi che l'equilibrio. Gioè, deciso il contrasto puntuale, dritto sul pallone. Saverio Bocina tenta di tenere ancora Bocina, bene palla da Dautilia che pensa alla giocata, c'è Pitucco però forse è in fuorigioco, infatti è quella che arriva la chiamata dell'arbitro, la palla forse era diretta verso Martorana, comunque l'arbitro ferma il gioco. Sta a vedere quale sarebbe stata la scelta di il giocatore della Vis, cioè dire che Pitucco era in fuorigioco, Martorana no, l'arbitro ferma il gioco assegnando un offside, palla che torna così al Villabate. Comunque buona idea da parte di Dautilia che riesce ancora a inventare con questi lanci. Lungo il lancio. Monte di testa bene, riesce a schermare. Va alla ricerca di Cascio, scappa via, non riesce a metterla giù, rimessa con le mani che sarà in favore delle Villabate. Ancora 1-0 per la Vis dopo la rete trovata da calcio di rigore di Dautilia al minuto numero 14:30. Battuta Longoria che sta rimessa con le mani, chiude Monte, non lascia passare Garofalo, torna in mezzo al campo di tiro, trova ancora un'ottima giocatore e quindi Cascio che vuole cambiare lato di gioco, palla che non si alza come desiderava l'8, si ricomincerà con la palla contesa dalle due squadre. Monte disturba il portatore, bene, prima di Riera mette il corpo davanti, continua a lottare ancora Monte su 3 maglie differenti. Monte poi il 10 a cercare l'area di rigore, buona qui la giocata, la ricerca dei compagni di la mattina, trova però un ottimo intervento difensivo, ancora compatta, solida lì dietro la Vis Palermo che riesce a mantenere il possesso, portando così all'errore il giocatore avversario rimesso con le mani, che sarà quindi per la Vis, andrà a battere Falzitta, il capitano Daniele Falzitta.
Poggi un giocatore, si continua a giocare ancora, palla che ritorna da Garofalo, resta a terra però un giocatore della Vis, sembra essere Pitucco. Infatti Roberto Pitucco a terra, l'arbitro se ne accorge, ferma il gioco, verifica le condizioni dell'attaccante della Vis Palermo quando manca un quarto d'ora esatta alla fine del primo tempo regolamentare. 25esimo, 1-0, 15 al 40. Vedremo se l'arbitro può lasciare giocare eventuali minuti di recupero. Ancora manca un quarto d'ora. Cristian, non lo eri con il tuo. Rimessa Vis. Vuole Pitucco, appena riduce la botta subita, manca il controllo, palla che scappa via. Pitucco ora vorrebbe rimediare, deve aprire le braccia, controllare la palla, torna a essere di Roberto Pitucco. Ora si va da Garofalo, Michele Garofalo, se passa Martorana potrebbe essere disponibile, eccolo qui Martorana, un tocco al secondo, se ne libera, tutto che va bene qui Garofalo, la palla invitante verso Cascio che può correre, può puntare il portiere, Cascio al tuberto con Namio, Cascio cerca lo scavetto, manda fuori di poco, fuori dal primo palo, c'è la deviazione però sarà calcio d'angolo, ha cercato qui di saltare il portiere avversario, buona giocata qui di Cascio, gran palla servita sulla corsa da Garofalo al suo numero 8, Cascio tocca e manda, viene calcio d'angolo che sarà per la Vis. Calcio d'angolo Vis Palermo. Destro alla ricerca del secondo, che lo stacco di Falconeri non è arrivato, non arriva a impattare, palla che resta lì, però c'è stato l'arbitro un fallo in attacco, un fallo di mano dentro l'area di rigore, come indica la mimica del direttore di gara, il signor Imparato, lezione di Palermo. Fallo in attacco e calcio di punizione che sarà quindi per il Villabate dall'interno del area di rigore. Namio, no, arriva Bocina, deve andarla a prendere così da Otilia, ne approfitta dalla timidezza un po' dell'avversario, passa Gabriele Otilia, rimpallo favorevole a Villabate, cerca di tenerla ancora lì, Monte va in copertura mentre esce Falsita col contrasto da lontana via con il Villabate però che si continua a proporre in avanti sul lato dove mancava qualche secondo Falsita, quello qui che ritorna in posizione del capitano, andrà a puntare così il giocatore corto alle sue spalle, gioco 1-2 per andare in mezzo, chiusura di Polizzi, chiude la serie di passaggio, si ricomincerà corto dalle parti di Cascio, ora vorrebbe saltare l'uomo, Cascio accelera, si propone Martorana, si lancia allo spazio, Cascio ancora, vede Pitucco, palla a metà tra Martorana e Pitucco, sembra essere troppo lunga, potrebbe essere addirittura buona per Martorana, portiere fuori dai pali, lo salta, porta completamente libera, si va in mezzo, Pitucco non arriva, Bocina ha il tempo per controllare, andare in porta, Bocina salta l'uomo, deve velocizzare per ora, tutto da rifare, vediamo cosa inventerà Saverio Bocina, il 10, Bocina a rimorchio disponibile Cascio, col mancino non impatta, scivola, va giù, errore qui di Flavio Cascio, la palla ritorna come se avesse la calamità tra i piedi dalle parti di Saverio Bocina, questa volta però disturbato al giocatore avversario, si ricomincerà con la gestione Villabate per la formazione ospite che la tiene. E questa è una grande occasione da gol per Cascio, per la vista, per provare a raddoppiare. Occhio qui la palla verso Riera, era interessante, cerca di tornare lì dal 3, poteva essere in fuorigioco di dentro, si interessa infatti del pallone continuando a tenere così dal 9 da Aiello contro Gioè, ancora Aiello la perde sul contrasto, sulla presenza di Gioè, la tiene pure in campo, sul di fondo, passa e poi giocata corta lì da Falsita che ritorna dentro l'area di rigore con l'impostazione al basso senza volerla perdere mai, così da dottrina di mister Adeula. Cascio ora sale palla al piede, Cascio a destra, vuole il taglio di Martorana che arriva, eccolo qui sul taglio Martorana, palla che termina però lunga di poco, non arriva su questa palla, si ricomincerà a tornare corto, tornare dalle portiere che lancia Namio, fuori gioco di rientro di Martorana, comunque c'era una spinta arrivata questa per la prima designazione dell'arbitro.
spinta in mezzo al campo, calcio di punizione che sarà per il Villabate quando mancano 10 minuti al termine del tempo regolamentare, 10 più eventuale recupero, ancora 1-0 per la Vis del calcio di rigore sulla di Gabriele Dautilia. Dautilia mette giù col petto, può far ripartire ancora i suoi, torna sempre lì da Bocina, Saverio Bocina, palla che si ferma sulla pozzagna, deve tornare indietro per riprendere la palla su ancora, Bocina cerca Pitucco, forse più Martorana, allontana la palla, ritorna da Cascio, che alza la testa, Cascio, verticale, filtrante verso Pitucco, chance per il 2-0, Pitucco salta il portiere ancora, Roberto Pitucco può essere a lunga, deve rifare, deve guardare da rigore e andare dentro, sull'inserimento di Dautilia che non impatta, palla che torna da Bocina, forte in porta, Bocina alto, ci ha provato Saverio Bocina, torna sempre nei suoi piedi il pallone, va alto di poco dalla traversa della porta di Vessana Nami, rinvia dal fondo, arriva il portiere che sarà per il Villabate, rinvia al fondo Villabate al 31esimo di gioco. Mentre si scambiano in panchina per chi doveva tenere la bandierina tra Brusca e Di Franco. Rimane al fondo Vis. Al fondo Villabate, Ronemi, perdonatemi. Rimane al fondo Villabate. Scavalcato Riera, la prende lui dopo la direzione di Cascio. Riera ancora, cerca di accendersi. Prova a passare sul traffico di maglie rosse. Trattenuta ai danni di Riera, danni del 3. E c'è calcio di punizione che torna a essere ancora per il Villabate. Dall'interno della metà campo. Lungo il lancio. Buono, ottimo anticipo di Garofalo, palla da Cascio con l'uomo alle spalle, si gira comunque bene Cascio, trova la giocata da Martona che si abbassa un po', alza la testa, c'è Riera in copertura, pure l'avversario riesce a passare, bene bucare verso la corsa di Garofalo che era in fuorigioco, anche se di poco arriva la chiamata corretta dell'arbitro che ferma tutto, riconsegnandolo ai giocatori del Villabate. Gioca per il mio c'era. Bocina, Saverio Bocina, Pitucco l'aspetta lì nello spazio. Bocina torna a sparare la porta, si andrà dalle parti di Falzitta che si va a sovrapporre, non è forse il momento. Bocina ancora, Falzitta sul lato a sinistra, Dautilia nello spazio, anche Pitucco si va però dalle parti del capitano prima. E quindi Falzitta che riflette ancora su dove andare, sullo scambio, il doppio scambio ancora con Saverio Bocina che arriva. Bocina, pronto ad andare in mezzo, Bocina sterza, si ferma. La deve difendere, c'è giocato con il tacco che non riesce però, spazza via il Villabate, Monte tocca ma non basta, Aiello chiuso da Falconera, Aiello può andare, occhio, ripartenza 3 contro 3 il Villabate, va sotto di sinistra, la posizione che sembra essere regolare, ma c'è, infatti così arriva la chiamata dell'arbitro, era fuori gioco ma c'è sempre un gran Falconeri, pronto su ogni pallone, nonostante la chiamata di polizia, è arrivato duro all'intervento, riuscendo a toglierla dal giocatore avversario. Fuori gioco dell'attaccante del Villabate, si ricomincerà dalle parti della Vis. Al limite della rigore andrà a battere Polizzi, comunque a evitare tutti i dubbi. Già era pronto Falconeri, il mastino della Vis Palermo. Falzitta sovrassato qui in anticipo. Gioè, errore qui Falzitta. Si ritorna dalle parti delle Villabate che ora vorrebbe rendersi pericoloso, vorrebbe creare la prima occasione a gol della loro partita. Fin qui varie occasioni della Vis, nonostante il gol sia arrivato da calcio di rigore, il Villabate sta cercando di mantenersi un po' nella metà campo avversaria, però trovando un po' di difficoltà sugli ultimi tocchi, quelli che potrebbero portare magari la finalizzazione verso la porta, complice anche una grande difesa compatta come la conosciamo bene, siamo già all'ultima giornata, quindi abbiamo imparato a conoscere la difesa della Vis, cerca la giocata, Riera non riesce. Deve sganciarsi Falconeri ancora sul pallone, ancora bravissimo Falconeri un'altra volta. Falconeri. Pitucco momentaneamente in fuorigioco, la lascia per Bocina.
Saverio Bocina, Pitucco torna in posizione regolare, ora eccolo qui Pitucco che cerca lo scavetto e va dalla distanza, là fuori all'area di rigore, scavalcando il portiere, il gol che vale il 2-0 per la Vis Palermo, gran palla servita qui verso Pitucco, tutto parte a un recupero di Falconeri che cerca, trova una ripartenza al contropiede della Vis Palermo, Pitucco realizza da fuori l'area di rigore, vede il portiere fuori le pale con il tocco sotto, Scucchiaia, oltre Nami e fa 2-0, Vis Palermo 2, Villabate 0, 5 minuti alla fine del primo tempo regolamentare, 2-0 Vis col gol di Roberto Pitucco. Dautilio e Pitucco fin qui. Il tocco sotto forte quando basta per andare oltre Namio che ha cercato di uscire per andare a chiudere il più spazio possibile a Pitucco. Non lascia scampo però l'attaccante numero 9 della Vis. Si fa quindi sul 2-0, Vis Palermo 2. Villabate 0. Polizzi ora. Blocca Polizzi. 35 minuti 5 al termine del primo tempo più eventuale recupero. Pitucco prende un colpo, forse si continua a giocare però Cascio sulla marcatura avversaria, Cascio si gira ancora, vorrebbe andare ad Dautilia, mentre resta ancora sempre più frequente l'interscambio tra Dautilia e Pitucco, mentre uno si abbassa e un altro si alza, quasi come se si sovrapponessero i due. Quanto sta? Che resta una buona idea, una buona soluzione nell'attacco della Vis. No, c'è fallo, calcio munizione per il Villapata per un'altra situazione di gioco pericoloso, condotta pericolosa dal direttore di gara che ferma tutto segnando calcio di munizione per il Villapata. Occhio che da lì potrebbe essere addirittura una buona chance per andare in porto, andare a sfidare Polizzi. Sembra essere Riera il più cercato della posizione di questo calcio munizione, ma c'è anche disponibile, sembra essere il 4. Sono disponibile. Infatti va lui, destro, Aiello il 9 a cercare di rigore. Ho detto che avevo difficoltà qui nella visione dei numeri nelle maglie di Villapalza, su questo numeri gialli sulla maglietta verde flu, faccio un po' di fatica a riconoscere i giocatori in campo. Comunque Aiello va sulla barriera, non trova qui un disturbo verso Polizzi, si ricomincerà quindi all'estremo difensore Namio del Villabate, che ora fa rinvio lungo alla ricerca della metà campo avversaria. Namio, palla come solo per Dautilia, splendido il controllo Dautilia ancora, poi mentre andare sulla sinistra, 2 tocchi, quanto basta Dautilia per lanciare Bocina, posizione giudicata irregolare questa dal direttore di gara su Bocina, sembrava essere ancora in linea, mentre l'arbitro ferma il gioco e la riconsegna a Villabate. Bocina, chiuso, Dautilia non arriva, deve tenerli in campo Falsita, invece l'ultimo tocca stato verde, rimessa con le mani che sarà per la Vis. Quando siamo veramente agli sgocci allo scadere di questo primo tempo di gara. Pitucco, a sinistra le Bocina, ora forse sì che c'è fuori gioco, infatti questa volta è giusta la legata dell'arbitro, questa volta c'era l'irregolarità nella posizione di Saverio Bocina. Ferma il gioco l'arbitro, ferma il gioco di sicuro imparato, si ricomincerà con un possesso per il Villabate in mezzo al campo. Martorana, Monte riconquista, non trova Dautilia, palla sul lato, la lascia spegnere fuori qui Capitan Falzitta e sarà semplice rimessa con le mani in favore della Vis. Falzitta, Monte, ancora non mi hanno risposto, se dipende che mi dicono questo. Ci devono stasera in casa. Alle 11? Alle 11. Ok, adesso buono, vero? Ancora non lo so. Cosa facciamo la tela? Sono buono. C'è gente. Io sono Pitucco, punta il portiere, Pitucco vorrebbe andare, si ricomincia dalle parti del torniamo in linea intanto. Si ricomincia dalle parti del Villabate che sale con la rimessa con le mani. Eccolo qui, già battuta, prova ad andare alla Vis.
la tira ancora, rimessa da Villa Abate questa volta dopo una deviazione in maglia rossa, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto regolamentare. Non pare che perdi di tempo durante questo primo tempo di gioco, non mi aspetto un recupero perlomeno abbondante da parte dell'arbitro. Vedremo quale sarà la scelta, se assegnare qualche minuto o mandare dettante in spogliatoio una volta scattato il 40esimo. 2-0 Vis Palermo, gol che continua a decidere la rete di Dautile al calcio di rigore di Roberto Pitucco con un grande colpo dalla distanza da fuori l'area, con un tocco morbido quando passa per andare a scavalcare Namio. Quindi 2-0 il parziale. Ora occhio a Villabate che vorrebbe rientrare in partita. Riera contro l'avversario, ancora Riera contro Garofalo, lottano i due, il 2-3, tutto il rigore per l'arbitro. Buona qui la copertura, cattivo con grinta quanto basta. Eccolo Falconeri ancora, uno dei protagonisti di questa partita, con l'uscita palla al piede senza paura, altepassa addirittura la metà campo e poi imposta. Falconeri educato sul lancio verso Martorana, ci arriva Cristian Martorana, vorrebbe andare, recupero alle spalle di Martorana, riesce a trovare una buona chiusura qui Frisco. Ma può passare così questo primo tempo di gara senza recupero, in qualche secondo in anticipo. Vis Palermo 2, Villa Abate 0, finisce il Ferro 2, Villa Abate 0, finisce questo primo tempo di gara. Come dicevo, gol di Totilia e gol di Pitucco. Ci sentiamo appena inizierà la seconda frazione di gara tra Vis Palermo e Villa Abate per quest'ultima giornata di allievi regionale Under 16.
Ci siamo, tutto pronto, ricomincia questo secondo tempo di gara. Vis Palermo 2, Villabate 0. Decidono fin qui le reti di Dautile e Pitucco per questa ultima giornata di allievi regionale Under 16, rete dell'11 e del 9. Possiamo rientrare ufficialmente in partita con il Villabate che cerca di accorciare le distanze appena entra all'intervallo. Scivola Riera, buono qui l'intervento di Falconeri, va duro poi sullo scontro, sul contrasto, commette fallo Falconeri, da qui forse l'abbiamo visto perfettamente, c'è stato il palo di davanti e calcio di punizione che sarà in favore del Villabate. Lancio lungo dentro l'aria alla ricerca di Aiello, salta Monambaso che resta lì, Falsitta non lo vede arrivare. Piccola ingenuità qui, corsa della Falsitta. Si ricomincia le parti di polizia. No, l'ho attivato. Sì. Palla sul lato, palla sulla destra. Cerca di tenerla, di prenderla ancora il giocatore numero 3 che prova ad impostare, non trova qui l'appoggio corretto sul compagno. Il giocatore maglia numero 7 Nascarella del Villabate. Si ricomincia con la gestione della vista che spassa via con Monte che va alla ricerca di Pitucco. In qualche modo si ricomincia poi delle parti di Nabio, non arriva su questa palla Pitucco. Namio apre a sinistra, Martorana in pressione, vorrebbe ancora uscire lungo il lato di sinistra il Villabate, il lato opposto ai nostri schermi. Riera cerca la giocata ancora, Riera chiusa, la Martorana deve lottare ancora, palla che resta lì sul lato di sinistra mentre recupera pure Garofalo per cercare di togliere la palla agli avversari. Riesce nell'intento, concede soltanto una rimessa con le mani che sarà per il Villabate. Monte allontana, mette bene giù in mezzo al campo del giocatore del Villabate che può aprire sul lato di destra sulla salita del giocatore maglia numero 11. Serve lo scarico, bene Abate, va a sinistra, Abate ancora, potrebbe andare diretto in porta. Ha cercato il primo palo qui Abate, ha cercato di andare dalle parti dei Politi, trovando una buona copertura, una buona chiusura avversaria che concede soltanto l'esterno, concede la giocata sul primo, portando l'errore. E si andrà sul rinvio dal fondo, rinvia al portiere in favore della Vis con Polizzi. A te la Polizzi. Pronto andare lungo, eccolo qui Polizzi. E cerca il lancio lungo, la ricerca di Roberto Pitucco, rimbalzo, poi mette giù col petto, bene Pitucco, la difende col corpo per le braccia, riesce a far salire così Capitan Falsitta mentre accompagna sulla Bocina, ha servito un'altra volta per Bocina per la toccata di questo secondo tempo. Bocina insiste, passa bene sull'avversario ancora, Sterza, Pitucco può completare lo scambio, Bocina ci ha provato, palla che ritorna però dalle parti dell'estremo difensore del Villabate, blocca Namio e va sul lato di destra dove c'è forse un po' meno di copertura vista di Falsitta, che ora però ritorna ed è proprio lui che la va a prendere. Monte, poi alzata ancora, cercato un esterno, Falconeri gioca in avanti, si va dalle parti delle 4, la perde Cascio, va in cercare l'anticipo, bene qui Gioe, accompagna l'avversario fuori, cerca di tirare ancora nel traffico, Aiello cerca di farlo uscire lui. Vorrebbe andamento, si scaldano in panchina i due potenziali sostituti della Vis, si scaldano Brusca e Di Franco, mentre occhio a Martorana sul lato che vorrebbe andare, Cristian Martorana se la lunga, cerca di lanciarsi, l'ultimo tocco è stato in maglia verde, è rimesso con le mani che sarà per la Vis che torna a affacciarsi in avanti quando siamo ancora sulle 2-0 per la Vis. Pitucco, dentro l'area Pitucco ancora vorrebbe passare, due maglie a chiuderlo, riesce a lottare, ancora resta lì Roberto Pitucco che deve fare sportate con più giocatori possibili. L'ultimo tocco è stato in maglia aperta della formazione ospite, sarà calcio d'angolo in favore della Vis. Calcio d'angolo Vis Palermo, a battere sembra deve andare Flavio Cascio e lui, Cascio batterà questo calcio d'angolo.
Cascio va in mezzo, non trova Dautilia, però c'è l'anticipo avversario prima dell'ipotesi dell'11, l'occhio alla divertenza che contropiede che vorrebbe andare, cerca di autolanciarsi, Bocina rincorre, ripartenza, Riera corre, ancora lui, il centro del gioco del Villabate, Riera vorrebbe impostare palla buona per Aiello che può puntare Polizzi, Aiello contro Polizzi, Aiello con il destro, trova il gol che vale il 2-1, Vispalermo 2, Villabate 1, parte tutto in un contropiede, una ripartenza al quinto minuto del secondo tempo di gara, parte tutto in un contropiede dall'iniziativa del calcio d'angolo della Vispalermo. Si fa tutto il campo solo qui, Riera che riesce poi per segnare così Aiello. Riera si fa tutto il campo solo, accompagna pure il 9, accompagna Aiello che viene servito sulla profondità, gol di Aiello che vale il 2-1, Vispalermo 2, Villabate 1, riesce a riaccendere, riaprire, rientrare in partita così il Villabate, riportando un solo gol di distanza quando siamo al quinto minuto e 40 del secondo tempo di gara, ci sono ancora chiaramente più di 34 minuti, c'è una partita ancora, ora occhi Villabate potrebbe prendere un po' di fiducia su questo gol trovato. Palla sul lato, Monte non chiude, Falconeri sia ancora puntuale sulla chiusura, Dautilia un controllo un po' imperfetto, non riesce a tenerla qui Gabriele Dautilia. Palla sul lato, passaggio che sembra essere lungo, non arriva qui il giocatore del Villabate, rimesso con le mani che sarà in favore della Vispalermo. Resta tra le vis, Bocina nella pozzanghera davanti alla panchina del Villabate, c'è Caterella che rallenta pure il pallone. Resta lì, fa il zitto, un po' vuoto, un po' timido qui sul controllo. Dautilia la prende e la fa sua. Gabriele Dautilia deve inventare qualcosa. Dautilia cerca il lancio verso Bocina, posizione regolare, può correre Bocina solo contro il portiere. C'è in mezzo pure Pitucco, sa avere Bocina contro Namio. In mezzo Pitucco lo salta ancora, poi la carezza lì, ci prova Bocina. Posizione difficile per andare in porta, non trova lo specchio della porta. C'è un'altra chiusura provvidenziale del Villabate che salva il potenziale gol e vale più 2. C'era Pitucco però che si lanciava in mezzo dentro l'area di rigore. Tutto nasce però da una grande ripartenza, un grande contropiede innescato da Dautilia sulla verticale verso il compagno. Sarà calcio d'angolo per la Vis, calcio d'angolo Vispalermo. Ha cercato più volte il gol e Bocina a scartare il portiere, fin qui non sta riuscendo, complice anche un raddoppio una volta saltato il portiere. E calcio d'angolo che sarà per la Vis. Ancora Cascio a battere il calcio d'angolo. Cascio vorrebbe andare in mezzo, occhio per la carezza lì, Monte prova a mantenere, c'è un tocco con il braccio, si era visto fallo commesso da Monte, ha toccato con un braccio entrata di rigore quasi dentro l'area piccola, fa il calcio di punizione che torna ad essere in favore del Villabate che ora prova a riversarsi ancora in avanti. Lavora Bagliello nello spazio, poi all'11 abbatte, scarica e trova il doppio scambio, ancora vorrebbe tenerla sull'appoggio di Nascarella, lui che corre Nascarella contro Gioè, arriva prima Cristian Gioè, evita la rimessa con le mani in un primo momento per poi spazzarla via proprio lì, una rimessa laterale che sarà per il Villabate che cerca ora di ritornare in parità, prova a farlo con la ripartenza, con la risalita di Abate, rimessa con le mani già battuta. Giocata in mezzo, cerca Salerno e poi le compagno, Riera bene, lascia lì, provata una giocata a Nascarella, non riesce, Dautilia riconquista e va in avanti da Pitucco, contro, deve difendere Pitucco, si lancia Bocina, contro piede Vispalermo, Bocina può correre, può saltare l'uomo, sarà lungo verso Botra, poi arriva appunto alla chiusura da parte di Gerbino che va prima sul pallone di Bocina, rimessa con le mani che sarà in favore della Vispalermo, del Villabate, deve saltare Villabate, l'arbitro indica l'ultimo tocco di Bocina, rimessa con le mani che sarà per il Villabate. Dura aggressione di Dautilia, bene, arriva poi sgambettato, si continua a giocare per il vantaggio, Bocina non arriva ora il fallo, sarà considerata qui l'iniziativa del vantaggio, potrebbe starci, è come un cartellino per il fallo commesso su Dautilia, non arriva, lascia proseguire il gioco il direttore di gara senza cartello, senza munizione, senza provvedimento, mentre è pronto il cambio, sono pronti Di Franco e Brusca per la Vispalermo. Il solito Cascio a battere questo calcio munizione, specialista dei calci piazzati di questa squadra. Fischia imparato, Cascio col destro, bene invitante sull'inserimento, Dautilia non tocca, Namio allontana, resta ancora libero il possesso. Deve difenderla Falzitta, lascia fare tutto a Cascio che arriva, Bocina, posizione regolarissima, si va a chiudere, poi in mezzo ai avversari, ha cercato ancora di entrare sul destro, non è riuscito ad andare qui nello spazio.
ci sono due giocatori alle spalle, calcola male forse la giocata, qui Saverio Bocina. Si ricomincerà però con la giocata di Villabate che prova ad andare sulla sponda, sullo scarico. Bene, qui trovata ancora un'altra volta il 9, Aiello, giocatore che decide fin qui l'unico gol del Villabate. Aiello in buca dal compagno, non arriva sul controllo, quella che può restare in campo, riesce a tenerla così Villabate, non più, è uscita oltre, riversata per la Vis. C'è cambio, come dicevo, dentro Brusca e Di Franco per la Vis Palermo. Vediamo al posto di chi. Tanto esce Michele Garofalo per Di Franco, questo è il cambio, mentre vediamo chi uscirà al posto di Brusca. Fuori Pitucco, dentro Brusca. Vediamo se Brusca andrà a fare proprio la punta. Comunque ci sarà qualche altro cambiamento dentro la formazione della Vis, con già Falzitta che ha ricevuto le direttive al dirigente Baroncini, andrà a ricoprire il ruolo di difensore centrale. Però sembra essere così. Brusca andrà a fare la punta, attaccante centrale al posto di Roberto Pitucco. Chiaramente due caratteristiche differenti, lo conosciamo benissimo Brusca, uno degli eroi di questa stagione della Vis Palermo 17 che ha vinto il campionato regionale. Allontana la vista di rigore, palla che resta ancora lì in agguato, cerca di tenerla a Riera, palla che ritorna al 3, Riera salta giù, Riera ancora, larga sulla sinistra, fraseggia, temporeggia un po' il Villabate in mezzo al traffico di maglie rosse, prova il tiro da fuori, Polizzi, si distende Polizzi ancora, disturbato, deve tuffarsi, chiude il secondo palo, Polizzi su un ennesimo squillo da parte del Villabate che vorrebbe ufficialmente riportare in parità, lo riesce a dimostrare su quest'altra iniziativa dalla distanza. Trovando però le mani di Polizio, questa volta rinvia al fondo che sarà per la Vis Palermo. Ci sono due giocatori, due difensori in maglia rossa dentro l'area, si andrà con la soluzione corta, andrà al lancio lungo. Brusca controlla e si gira bene Maurizio Brusca, può fare salire Saverio Bocina in posizione regolare, Bocina col portiere fuori dai pali, Bocina cerca la giocata, qui Namio travolge Bocina, non c'è fallo, tutto regole per l'arbitro che lascia tranquillamente proseguire il gioco, non c'è fallo secondo il signore imparato su Bocina, mette poi la palla fuori il Villabate, verifica le condizioni del numero 10 della Vis Palermo. Namio chiude Bocina, regolare per il direttore di gara. Perché scatta e va, quindi è da cartellino. Gli è impedito? È da cartellino. Quindi lo atterro prima. Si ritorna a giocare. Rimesso con le mani con la palla riconsegnata a Villabate per averla messa fuori, un po' ripetibile per me la scelta dell'arbitro su questa dinamica contro Bocina. Si continua a giocare con le Villabate che prova ad andare in avanti, occhio contro piede ancora, ripartenza, cerca di andare così Riera che è veloce, Gioè prova a contenerlo, Gioè ancora contro Riera, cerca il contatto, lo trova, per l'arbitro però non ce n'è ancora, lascia proseguire il gioco, lascia proseguire senza fallo Gioè, e cioè dire che vista il metro di giudizio dell'arbitro di questi ultimi contatti sta lasciando, diciamo, su questo metro di giudizio questa interpretazione sarebbe pure corretta di Gioia su Riera, coerente almeno. Aiello vorrebbe andare in mezzo, palla da Falconeri, la tiene Falconeri, si apre Martorana, il 5, ancora il migliore della difesa della Vis fin qui. Falconeri trova una direzione avversaria, l'accompagna fuori, sarà semplice rimessa con le mani in favore della Vis Palermo con Brusca che tocca il suo pallone. Brusca vorrebbe andare dentro sulla corsa di Martorana, che arriva comunque dal 7. Cristian Martorana ancora, cerca di andare Martorana ancora, sul lato c'è Brusca, si va alla ricerca di Dautilia, posizione che sembra essere gol, e così Dautilia per il 3-1, arriva il gol della doppietta personale di Gabriel Dautilia, il gol che vale il 3-1 per la Vis. Entra in Brusca e si trova al meglio col suo classico compagno Dautilia. Comunicano quasi a memoria, assist di Brusca, gol di Dautilia, la mette sul secondo, Vis Palermo che riesce a ristabilire ancora le distanze, portando di sopra di 2, Vis Palermo 3, Villabate 1, 54esimo di gioco, arrivata la doppietta personale di Gabriel Dautilia, dopo il calcio di rigore sulla prima rete, arriva ora anche quello che vale il terzo per la Vis, mentre in campo arriva progressivamente piano piano la grande nuvola di fumo, potrebbe un po' condizionare la partita. Stanno bruciando una legna qui ad Altofonte. Guardate. Gestione dietro.
Apre sulla sinistra così Villabate, spalla la porta, serve lo scarico, palla un po' fuori misura, non arriva qui a contenere, a tenerla. Derelizzo, si ricomincerà a giocare per Dautilia che tenta di ripartire ancora col tacco, cerca di Brusca per rendere il favore, questa volta non riesce. Brusca ne approfitta di un rimbalzo un po' strano del pallone. Lancio in avanti, Monte riesce bene a schermare. Brusca vede lo spazio per Bocina, gran palla servita da Brusca, ora Bocina che punta, deve farlo Bocina col destro, trova però la chiusura di Namio. Ora occasione che resta per la Vis, Dautilia la porta sul destro, scarica da Brusca, palla un po' complicata da gestire, se la allunga sul primo controllo, mentre c'è Polizzi che si sta un po' intossicando lì nella barra di rigore. Guardate la nuvola di fumo che è appena arrivata in campo. Rimessa laterale, altro duello vinto per il mio Danamio su Bocina. Ha cercato di piazzarlo sul secondo, non è riuscito. Eccolo qui Dautilia. E vorrebbe allargare palla verso Brusca. Si ricomincerà dall'estremo difensore del Villabate, Namio che lancia palla che rimbalza da giù, è comodo di testa, vorrebbe Falconeri che va a coprire il ruolo da difensore centrale dopo l'ingresso in campo di Di Franco. Manfalzetta che ha stretto in mezzo e Di Franco disponibile quindi sulla fascia di sinistra. È stata questa l'inversione di mister Baroncini, mentre oltre al fumo arriva anche un po' di cenere. Ora diciamo sporta all'aria pulita non tanto. In questo caso Bocina vorrebbe passare, viene chiuso, un doppio intervento, palla che ritorna a essere per la Vis con Monte, il play, Monte gioca Brusca, trova lo scarico, la palla che ritorna a essere vacante in mezzo al campo. Dautilia sarà stato in alto sullo scontro aereo, ora palla per Bocina, ancora può puntare Bocina, disponibile Di Franco, si accentra, ce l'ha sul destro, vorrebbe piazzarla sul secondo, la manda larghissima qui Saverio Bocina, non trova la porta, non trova lo specchio della porta, semplicemente rinvio al fondo che sarà per il Villabate. Rinvia al fondo Villabate. Inclusione larga questa di Bocina, dopo essersi accentrato, impatta forse col piede troppo sotto il pallone. Il passo lungo, riesce a mandarla alta e larga. Martorana la tiene, palla che termina fuori però è rimessa laterale che sarà per la Vis Palermo. Gioca ancora la Vis in avanti nel tentativo di chiuderla definitivamente quando siamo su 2 gol di distanza. Vis Palermo che è sopra di 2, 3 gol all'attivo contro uno del Villabate, reti fin qui 2 reti di Dautilia e gol di Pitucco, mentre Villabate soltanto rete di Aiello di qualche minuto fa, il quinto minuto della ripresa. 18esimo di gara, quasi metà di questo secondo tempo di gioco, ricordo tempi da 40 minuti, si giocherà fino all'80esimo più eventuale recupero. Ancora mancano 22 alla fine. Di Franco tocca, non basta, ora deve aspettare Falzitta, errore qui sull'appoggio, errore di Aiello, c'era la giocata corta disponibile verso la corsa di Nascarella sul lato, ha preferito cercare una giocata più complicata che non riesce, però si ricomincerà quindi con il possesso semplice, comodo per la Vis. Di Franco gioca in mezzo, Dautilia trova il numero, bene Dautilia, ancora salta, poi si infila all'avversario, la strappa, la palla le cerca ancora di Saverio Bocina, poi è regolare per l'arbitro. Saverio Bocina vorrebbe andare, si è già dello spazio il compagno, ma fuori gioco Bocina salta bene l'uomo ancora sulla torre sinistra. Saverio Bocina in mezzo, non c'è nessuno che può ricevere solo Dautilia ora forse, ma viene chiuso prima del passaggio. Oggi un po' troppo innamorato del pallone Saverio Bocina, infatti questa è la scelta di Baroncini nel chiedere di passarla, cerca il gol in tutti i modi Saverio Bocina nella partita di oggi, fermato più volte. Ora ripartenza, Brusca sgassa bene il rigore, Brusca va dentro, palla verso Martorana e 4-1 e l'ha chiusa la Vis Palermo. Brusca entra in campo e sfoggia 2 assist per i suoi, prima su Dautilia, ora su Martorana, bene, va morbido col destro sul secondo palo, quanto basta per spiazzare Namio, l'angola al massimo è Vis Palermo 4, Villabate 1, 59esimo, ancora assist di Brusca, dal suo ingresso in campo trova già 2 assist. Gol di Martorana, nuovo nome inserito nel tabello del direttore di gara. Ora vediamo quale sarà il cambio del Villabate. 4-1, partita che potrebbe già essere chiusa dalla Vis su questa rete di Martorana.
Quindi esce il 6, esce Cavallaro in maglia numero 6, al suo posto entra Dauria in maglia numero 17. Fuori Cavallaro dentro Dauria, questo è il cambio nel Villa Abate, il primo cambio della formazione ospite dopo il gol di Martorana, 4-1 per la Visparmo quando siamo al 60° esatto, prima ora di gioco che va, ma ancora 20 minuti alla fine. La palla torna per il Villa Abate dopo aver subito il gol del -3. Palla in avanti alla cieca, comoda solo per Monte, vuole fare correre da Utile, tocco morbido sulla direzione di Bocina, ma non arriva, passaggio un po' impreciso. Di Franco di testa per ben 2 volte ancora da Utilia, riesce a trovare Bocina, sì. Brusca ancora, Utilia sul lato, Bocina si va a posizionare in mezzo, viene chiuso qui Brusca, buona qui la chiusura, ottima la chiusura di gioco 3 minuti di Dauria. Il rigore chi l'ha tirato? Quello nostro? No. Quindi Gabriele Brusca ne ha fatto. vorrebbe andare ad Ottilia ancora, non arriva su questa palla, un po' di confusione al difensore avversario, costretto ora a difenderla, trova comunque la direzione di Ottilia, si riesce a ritagliarsi questo rinvio dal fondo che sarà per il Villa Abate, rinvio al portiere Villa Abate dalle parti di Namio. Va a lungo Namio, Monte ancora a schermare, ritorna pure in possesso Villa Abate che vorrebbe tenerla così in mezzo al campo, è disponibile lo scarico al 10, vorrebbe girarsi e andare avanti e puntare lui, bene la giocata verso la corsa del compagno sul lato, si sgancia Falzitta, lo aspetta, lo prova a portare fuori ma non riesce, palla che resta ancora lì, contato 3-2, duello che si accende, passa bene, deve recuperare pure Gioè. Arriva lui sulla doppia di marcatura, vince così la Vis Palermo, riesce a vedere un po' di difficoltà nella copertura di Falzitta, arriva puntuale Cristian Gioè a mandarla per rimessa con le mani che sarà per il Villa Abate. Resta con le mani battuta al limite, si un tiro a giocare però, Monte va giù, la palla di serie di rigore, ottima la chiusura di Dattila, dritta sul pallone, regolare in maniera ruvida ma regolare sulla palla. Ora Bocina invita Baroncini, invita Bocina a mettere la palla fuori, si riprende il giocatore del Villa Abate, nonostante qualche urlo sembra essersi fatto male. Bravo Ga! Si è ripreso, è rimesso con le mani che sarà in favore della Visparmo, si abbassa con sacrificio così Gabriele D'Ottilia e riesce a chiudere anche dentro l'area di rigore, la propria area di rigore. Bocino nello stretto, D'Ottilia vorrebbe Brusca, palla lunga però, ancora D'Ottilia che cerca di riprenderla, c'è fallo commesso D'Ottilia, una gamba alta, gioco pericoloso per il signore Imparate, calcio di punizione che sarà in favore delle Villa Abate per la formazione ospite per un fallo commesso da D'Ottilia Dani di la mattina. Lancio lungo, troppo lungo, buono solo per Di Franco che deve accompagnarla fuori, occhio che sembra avere qualche difficoltà, riesce comunque nell'intento e si riprenderà quindi con un rinvio al fondo dalle parti di Polizzi quando mancano 17 minuti all'80°, 4-1 Vis. Doppietta di D'Ottilia, gol di Pitucco e di Martorana, mentre la Villa Abate soltanto Aiello. Cascio non riesce a tenere la palla che schizza lì da Martorana che continua ancora a lottare su ogni pallone, costringendo alla mattina a mandarla più lontano che può. Probabilità rimessa con la Villa Abate non riesce, rimessa a terra che sarà in favore della Vis Palermo. Rimessa con le mani Vis, giocherà Giuseppe Falconeri. Cascio prolunga, Martorana mette giù, si lancia nello spazio così il compagno può andare, occhio alla di rigore, sale pure D'Ottilia, Brusca, trattenuto, c'è fallo, Dani di Maurizio Brusca, fallo subito dal 17 della Vis e calcio di punizione che sarà per la Vis Palermo, una buona posizione dove potrà andare in porta Brusca se batterà lui, diciamo se sarà lui il principale candidato alla porta di questo calcio di punizione, si vuole battere lui, vuole battere Maurizio Brusca. Brusca pronto per battere, mi sembra pure essere quello il suo piede,
cercare la porta, vediamo se riuscirà a trovare i compagni dentro l'area di rigore, mentre ne chiama 3 in barriera Namio, potrà fischiare imparato. Fischia l'arbitro, Brusca vuole andare proprio dentro l'area di rigore, non cercare la porta, palla che viene per allontanata, ma Brusca continua a crederci ancora. Brusca, Cascio lascia scorrere, deve arrivarci lui, palla verso Bocina ancora, Saverio Bocina. Se la libera di prima, Dottilia mette il corpo duro, non basta, però c'è l'anticipo avversario che riesce a ritrovare così le possesso per il Villabate. Si torna dietro. Terreno di gioco complicato oggi ancora. Un quarto d'ora alla fine intanto, 15 minuti al termine. 65esimo, quasi e 30, 14:30 per l'esattezza. Noi siamo sul 4-1 per la Vis Palermo in quest'ultima giornata di allievi regionale Under 16. Rimessa con le mani viste. Martorana la tiene il set ancora, Martano per lo scarico, Brusca tenta di andare in mezzo, non trova i compagni, c'è la Bocina disponibile, ora la palla potrebbe stare lì verso Bocina, invece Brusca ha preferito provare ad andare anche lui in porta, oltre i soliti assist di oggi, ha preferito andare verso la porta, non trova una conclusione potente, ma una presa sicura di Namio che la blocca e va al lancio lungo, ancora ricerca la metà campo trovando il solito monte sempre su questi lanci. Rimessa tra le vis, ora sembra essersi un po' arresa del Villabate. Questa con le mani che sarà per la Vis Palermo. Andrà a battere Giuseppe Falconeri. Cascio cerca una giocata col tacco che non riesce. Cascio la perde per andare ancora avanti in Villabate. Altre errore sul gioco del Villabate. Altra rimessa con le mani che sarà per la Vis Palermo che vorrebbe continuare a tenere. Giuseppe Falconeri torna dietro. Gioè disponibile Falsita il capitano per l'appoggio dietro. Potrebbe essere lui servito. Invece no, si torna prima da Polizzi. Polizzi lancia lungo. Lascia scorrere Dautilia, buona idea verso Brusca, ancora si sentono alla perfezione Dautilia e Brusca, lascia scorrere Gabriele Dautilia, si rifà dalle parti di Franco che lancia per Bocina, deve trovare il gol e Bocina, se riuscirà in questa occasione, Bocina ancora, va in mezzo, non arriva a trovare i compagni però, non c'era nessuno qui all'interno di gola, la ritrova però Dautilia pronto per il destro, vorrebbe la botta sul secondo, senza deviazione la palla che termina fuori e sarà rinvio dal fondo, se è così, rinvio dal portiere o calcio d'angolo, l'arbitro sembra aver indicato però un rinvio dal fondo, è così, rinvio dal portiere per il Villabate, andrà a battere Namio con questa conclusione larga senza deviazione di Dautilia. Dautilia di testa trova Bocina, posizione regolare, Saverio Bocina ancora. Bocina può puntare, Bocina tiene, Brusca dentro l'area che aspetta, palla che rimbalza lì dalle parti di Maurizio Brusca, resta lì Maurizio Brusca col destro quasi al volo di controbalzo da fuori, quella che termina nuovamente larga di poco, sarà rinvio al fondo in favore del Villabate che sta avendo veramente difficoltà per uscire dalla propria tre quarti, sembrano essere del tutto arresi. Namio questo gioca corto lì dove c'è l'11, Abate trovata e servita, Abate chiuso la Bocina, palla che resta ancora in discussione con il Villabate che vuole Bocina palla al piede, ma mette il corpo davanti bene Gabriele Dautilia che riesce a ritrovare poi strattonato in mezzo a due, se ne libera dei due, non arriva sul terzo e Brusca ci mette il corpo davanti, aiuta Monte a riconquistarla, rimessa con le mani che sarà per la Vis, sarà battuta di Franco. Brusca cerca di partire Maurizio Brusca, non riesce ad andare, c'era Casci per l'appoggio, forse era questa l'idea di Brusca per poi andare ad attaccare lo spazio, non si sono intesi due, almeno non è arrivato in tempo a trovare una giocata che ora va in avanti, ancora palla buona che resta per la Vis, il 16 di Franco vorrebbe entrare dentro il campo, c'era l'uomo che glielo impedisce ma riesce comunque nell'intenzione con qualche rimpallo favorevole alla Vis.
Palla nuovamente verde. Martorana è lui che va, Brusca gliela toglie, Maurizio Brusca a sinistra Bocina, Brusca ora vuole andare in porta, lui Brusca, ancora Brusca, cerca lo spazio per il tiro, viene portato fuori all'avversario e ci prova ad andare in mezzo, Martorana disponibile di tenere la Brusca, Martorana appoggio dietro, chiamano una, c'è Brusca che protesta per, deve entrare tocco di mano, qui mi è sfuggito un po' la deviazione, protesta Brusca, lascia giocare per il diretto di gara, Falcone rientra in area, Falcone ancora può andare, a rimorchio a mettere la palla dentro, non c'è dentro, ora sì, e calcio di rigore che arriva ora. Vediamo se è così, sì, è calcio di rigore per la Vispale per un tocco di braccio entro l'aria. Calcio di rigore Vis. Piazzaria con un braccio entro l'area di rigore, addirittura voleva batterlo Polizzi. Baroncini lo invita a restare nella sala di compito di rigore. Batte Brusca, mentre si fa un po' di fatica a individuare la posizione del dischetto di rigore in mezzo alle pozzanghere dentro l'aria. C'è Brusca, la lascia a Martorana. Ecco l'individuo del dischetto, un po' tra le pozzanghere. Martorana contro Unamio per il 5-1 quando mancano 9 minuti. Cristian Martorana per la potenziale doppietta. Arriva il fischio dell'arbitro, fischio imparato. Martorana rincorsa lenta, vorrebbe cercare di andarla sul destro, rigore battuto male da Martorana, non riesce a spiazzarla, comunque poteva là tanto incidere veramente la pozzanghera su dove era posizionato il pallone. È stato un po' timido con la rincorsa lenta. Martorana sbaglia il dischetto, sembrava il rigore battuto da Gimenez contro il Napoli domenica sera. Sembrava identico. Eccolo qui Martorana che cerca di andare, Martorana vorrebbe andare in mezzo, serve l'assist per Brusca ed è quello che segna. Vis Palermo 5 Villabate 1. Martorana riesce a trovare l'assist per Brusca. Brusca in qualche modo l'ha già servito l'assist a Martorana qualche minuto fa nel gol che valso il 4-1, ma anche nel tentativo di lasciare ribattere il calcio di rigore l'abbiamo visto qualche secondo fa, dove Brusca ha concesso la palla del calcio di rigore a Martorana, che poi non ha realizzato però dopo qualche secondo, dopo qualche giocata, qualche tocco al pallone. Martorana serve l'assist in mezzo con Brusca che fa il gol che vale il 5-1. Arriva pure il nome di Brusca tra i marcatori della partita. 5-1 Vis Palermo, 8 minuti alla fine. Manca soltanto il gol di Bocina. Ora ripartenza, eccolo qui Saverio Bocina che punta, cerca di andare Bocina, se la porta sull'esterno, vorrebbe la botta sul secondo palo, non riesce. Soluzione a metà tra un tiro, una giocata verso l'inserimento degli attaccanti, non trova nessuno dei due e rinvio al fondo che sarà comodo per Villabate. Si dispera Bocina, manca soltanto la sua rete. Abate, chiuso, Bocina ancora riconquista, Saverio Bocina trattenuto, si continua a giocare, l'arbitro fischietto in bocca, fermo il gioco e sarà calcio di punizione in fuori della Vis Palermo. Calcio di punizione per la Vis Palermo. Continua su questa linea d'onda il direttore di gara con ammonizioni semplicemente verbali, senza tirare fuori provvedimenti con le ammonizioni. Lascia proseguire così quando siamo al 73,30. Calcio di punizione che sarà per la Vis Palermo. C'è Dautilia disponibile per battere. Tre in barriera richiesti da Namio. Batterà Dautilia Gabriele, autore di una doppietta oggi, lui come Martorana. L'ha messa dentro non come Martorana, ma come, se lo confuso io, sulla dal dischetto. Completa gaffa mia. Fin qui da un assegno due volte Dautilia, Brusca, Martorana e Pitucco. Bocina vorrebbe correre ancora, Saverio Bocina allarga sul opposto, non arriva, c'è la direzione avversaria, eccolo qui Martorana che la tiene. Cristian Martorana spara la porta, vediamo se trova lo scarico, col tacco trova bene il numero, bene Freno Cascio ancora servito, Cascio va dentro sull'inserimento di Dautilia, palla troppo verso il portiere che riesce a bloccare a fare la sua. Bocina l'anticipa ancora, Saverio Bocina
cerca la giocata, vorrebbe un momento di Franco, non lo segue bene, c'è la deviazione, poi la ritorna in qualche modo così dal 16. Di Franco, Bocina, nuovamente il 10, ancora fuori l'area di rigore però, va al limite dove c'è Dautilia, orienta bene il controllo per il destro, sterza, viene fermato, chiuso Dautilia dalle giocate avversarie fuori l'area di rigore quando siamo al 75esimo esatto, mancano 5 minuti spaccati alla fine dei tempi regolamentari, più eventuale recupero qualora l'arbitro dovesse ritenere opportuno a segnare minuti extra. Comunque 5 alla fine, 5 con il gol della Vis. Ora Martorana. Cristian Martorana dentro, Dautilia per la tripletta, morbido qui, troppo debole l'impatto, Bocina, arriva dall'area di rigore, Bocina ancora, palla che si ferma, resta lì, tocca Di Franco, potrebbe essere messo di fuori gioco, infatti arriva la chiamata puntuale dell'arbitro che ferma tutto, riconsegna il possesso alle Villabotte, giusta la chiamata qui dell'arbitro per un fuorigioco di Franco. Riera, destro in avanti, vorrebbe arrivarci Nascarella, palla troppo lunga, comoda solo per Polizzi. Diciamo Polizzi oggi coinvolto poco, utilizzato poco, soltanto una parata e poi sul gol non è riuscito a mantenere la porta inviolata. Per il resto partita semplice per Polizzi, cerca il tunnel di Franco, palla che resta vagante, ritrova così la Vispera dopo una direzione favorevole. Dautilia trova bene così Cascia, allarga sulla sinistra, palla magica, bene, trova così Bocina che può puntare. Saverio Bocina, gioca di gambe, Bocina ancora vorrebbe andare sul primo, Bocina! Non riesce a trovare il gol Saverio Bocina, manca soltanto lui nell'attacco della Vis. Ci ha provato più volte, si dà il primo minuto, trova un altro intervento di Namio. Oggi non riesce Bocina. dal primo minuto. Di Franco sbaglia qui sul passaggio, occhio, potrebbe arrivarci Bocina, ancora Saverio Bocina che lascia spegnere la palla fuori rimessa con le mani. Di Franco dentro, vorrebbe Brusca, è chiuso però. Falzitta, ancora Cascio, deve tenere la palla che torna nuovamente tra i piedi dell'11 Gabriele Dautilia che cerca di tenere la giocata che non gli viene permessa dagli avversari, resta lì, sarà libero un tocco e ora potrebbe uscire la palla al piede del giocatore Villabotte mentre si abbassa così le 7 Nascarella, si ritorna in mezzo al campo, Monte evita che il giocatore si gira ma trova comunque lo spazio per inventare la giocata. Nascarella lungo dei nostri schermi, palla comoda solo per Falzita, il capitano la riprende con l'estrema tranquillità riconsegnandola a Cascio. Gioè, si apre Falconeri, eccolo trovato dal 6 al 5. Falconeri 2 alla fine. Falconeri vorrebbe Martorana, passaggio un po' impreciso, eccolo qui che trova Cascio. Cascio pensa al destro da fuori, forte in porta, largo però, largo di poco, rinvio dal fondo che sarà per il Villabotte. Invia il portiere però formazione ospite. Monte non arriva questa volta, la ritrova il 17 Cavallaro che cerca a fare correre un compagno, tanto solo la chiusura di Gioè, occhio che la perde qui sullo stroppo avversario, lo tiene Riera, passa bene Riera, deve lottare anche con Dautilia, recupera lì la palla per essere buona per Riera, non è Dautilia ma Martorana, perdonatemi. Martorana contro Riera, va giù, si lotta la terra, Riera insiste ancora contro Cristian Martorana che finisce per commettere fallo però nella serie di scontri, di contatti tra i due, fallo commesso da Martorana, danni di Riera, calcio munizione che sarà per il Villabotte. Quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto regolamentare, poi vedremo quanto lascerà da recuperare l'arbitro, non ci sono state particolari perdite di tempo. Palla troppo lunga, rinvio al fondo, comodo per Polizzi. Falzitta,
Un lancio lungo che non trova però Bocina, trovando una chiusura avversaria, tenta di tenerla ancora, cercato una palla in mezzo, prova ad andare dentro la pata l'arriera, tocca ma non basta, si ricomincerà nuovamente lì dove c'è il 4 Monte, ora gioca da Ottilia, continua a tenere la capita Ottilia nello stretto, chiusa la maglia avversaria ma trova comunque lo spiraglio per andare al compagno Monte, buona deviazione, finisce per toccare lui per ultima, rimessa con le mani che strana per il Villabate mentre ha imparato, guarda il cronometro fin qui non arrivano comunicazioni sull'eventuale recupero quando siamo all'80esimo, quando è scaduto il secondo tempo regolamentare, vediamo quanto si giocherà ancora. Abate, senza fretta. Gioca da Riera, altro duello, forse uno degli ultimi della partita. Riera cerca di saltare così l'avversario, cerca di saltare Di Franco, non riesce, recupera, aiuta pure Dautilia al suo numero 16. Palla dal 9, Aiello, trova il numero appena su Dautilia, palla che ritorna per ancora per il Villabote che cerca di entrare di rigore. Tocca invece no, può allontanare Falconeri, può bastare così per questa stagione, per questo campionato. Vis Palermo 5, Villabote 1, finisce così questa ultima giornata. Il Live Regionale Under 16 finisce in bellezza per la Vis Palermo. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la strada passare insieme. Un saluto alla prossima da Filippo Alongi e grazie sempre.